40.000 lavoratori veneti in cassa integrazione da gennaio non ricevono un euro. La denuncia è delle triplici CGIL, CISL e UIL della Regione, che sta preparando una mobilitazione per il 22 luglio e un presidio davanti alla Camera a Roma. Mancano all'appello anche i fondi per pagare la cassa integrazione in deroga. Una situazione insostenibile per migliaia di famiglie, rivelano le organizzazioni sindacali, che si aggiunge al dramma di chi ha perso definitivamente il lavoro e non gode di ammortizzatori sociali. Secondo la CGIA di Mestre, del milione di persone che dal 2008 ha perso un'occupazione, quasi la metà, 420.000, era un lavoratore autonomo che non ha potuto usufruire nemmeno dell'indennità di disoccupazione o della mobilità. Inoltre, se a perdere il lavoro è stato un commerciante, proprietario di un negozio o un artigiano in possesso di un laboratorio, ha dovuto e deve continuare a pagare l'IMU e da quest'anno anche la Tasi. La rivolta verso un governo sempre più miope vede in primo piano anche Luca Zaia, che ha deciso di fare la guerra attraverso l'avvocatura regionale ad un altro balzello, quello di 32 euro in marche da bollo che ogni volontario deve versare per poter prestare aiuto e assistenza nel soccorso alpino.